Scatenato, furioso, è il video shock girato poche ore fa, la sera scorsa, in Viale Trissino, a pochi metri dallo Stadio Menti di Vicenza. Uno straniero senza tetto rompe un vaso sul marciapiedi e, raccolti i cocci, li tira dall'altra parte della strada, colpendo una vetrina. Sono momenti di alta tensione, iniziati qualche ora prima, quando il senza tetto, abituato ad andare a dormire in un cantiere lì vicino, inavvertitamente, per scaldarsi con il fuoco, ha incendiato il telo di un'impalcatura. Arrivano i pompieri e spengono le fiamme. Sul posto accorrono anche i lavoratori del cantiere. Il senzatetto vuole tornare nel suo giaciglio di fortuna, ma quella è un'area privata e gli sarebbe stato impedito. E non volevano che rientrasse dentro al loro cantiere e le ha cominciato a prendere a sassi, è uscito anche un coltello. Ha tirato fuori anche un coltello. Ecco, vediamo tra l'altro il video con le immagini che documentano quello che è accaduto in quegli attimi di tensione qui in Viale Trissino, e poi le pietre lanciate contro la sua vetrina. Vedete, guardate, qui c'è il danno che è stato procurato a questo vetro. Sì, le ha sfondato questa vetrina. Ha cominciato a tirare sassi, poi passata la pattuglia hanno chiamato un'altra volante della polizia e se lo sono portato in commissariato. E io sono venuto qua. Stamattina che cosa è successo poi, quando sono tornati gli operai nel cantiere? Che stamattina alle 7:15 gli operai sono venuti a fare colazione al mio bar, poi sono andati in cantiere per iniziare i lavori e l'hanno trovato che ridormiva di nuovo dentro il cantiere. Il senzatetto è un personaggio conosciuto nel quartiere, puntualmente violerebbe la rete di recinzione del cantiere per trovare riparo. In realtà le strutture per ospitare chi non ha casa ci sono, le mettono a disposizione il comune e le associazioni di carità, ma ci sono delle regole da seguire. Alcuni senzatetto preferiscono invece dormire all'addiaccio e in certi casi producono quel degrado che poi i cittadini percepiscono e denunciano. Abbiamo una paura a chiudere la sera, in effetti non chiudo mai io da solo. Capisco la difficoltà anche dell'amministrazione nel gestire i senzatetto, i tossici e tutto ciò che sta girando per Vicenza, però se il caso è singolo come in questo frangente sarebbe giusto che l'amministrazione si prendesse in carico il caso di questo individuo, perché è chiaro che questa persona abbia dei gravi problemi.